Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Dopo un 2004 strepitoso con vittoria con la Williams del titolo piloti, vittoria con la Williams del titolo costruttori a pari punti con la Ferrari, pazzesco. Siamo nel 2005, McLaren, contratto fino alla stagione 2008, qualsiasi cosa succede, la McLaren vuole vincere e Veneziano sembra l'uomo giusto, con 4 titoli iridati. Il problema è che la McLaren non vince dal 98 con David Coulthard e dai test non è la macchina migliore, sembra la Renault la migliore. Ma silenzio, Juan Pablo Come, che anche Montoya è campione del mondo ovviamente, porta a casa subito la pole position provvisoria. È vero che Melbourne delle mie gare iper favorevoli, ma non mi aspettavo di partire così. Guardate la classifica con Schumacher, già disastroso, le Ferrari sembrano veramente messe malissimo quest'anno. Alonso sembra uno dei migliori, ma è solo ottavo in griglia. Buona la prova di Giancarlo Fisichella. Sono cambiate un po' di cose, sono arrivate i bivitari, sono arrivati Red Bull, quindi non una bella cosa, visto che mi stanno particolarmente su quel posticino là. Button alla bar, Trulli alla bar, la Toyota, scusate, e poi via via tutti gli altri con le Jordan sempre più disastrose. C'è un problema, vedete, 11 giri, non so perché in sta mod se metto carriera 10 giri mi dà sempre il 100%, mi dà sempre il 58 giri totali, quindi ho dovuto mettere le percentuali e niente, quindi qualche gara avrà qualche giro in più, qualche gara qualche giro in meno, spero sia solo questa mod, qualche piccolo problema possiamo anche concederlo a delle mod strepitose. Andiamo, Gran Premio d'Australia ed è subito pole position. Beh ragazzi, abbiamo già una grande chance di portare a casa la prima vittoria. Stall, clutch in and build some revs. Clutch out, we're green. Go, go, go. Mamma mia, che brutta partenza. You've dropped into P3, P3. Mamma mia. Attenzione You've dropped subito. into P3. You've moved down the order into fourth position. Mamma Moved mia. up to P3. Ecco, questo è il bello di quando c'è una nuova stagione, che devo capire le frenate tutte, è diversa la macchina. In qualifica ho fatto una gran qualifica, comunque ho preso una pole senza neanche sudare troppo, perché la macchina comunque non è male, però in gara è un altro paio di maniche. Brutto errore, per fortuna non è successo nulla, piccoli contatti, ma nessuno ha subito danni, godo. Mi fa piacere. Solo che ho perso addirittura 2 posizioni in partenza, che disastro raga. Partenza orrenda della McLaren, forse sente un po' la tensione, il 4 volte campione irridato. Oh, cioè, la Ferrari sembra ancora forte, cioè, la Ferrari nei test ha fatto schifo, ma è ancora davanti a tutti con Barrichello, è pazzesco, Barrichello è il Coulthard della Ferrari, non muore mai, il vincitore della season 2003. Juan Pablo Come, campione in carica, dalla pole si trova terzo, incredibile. È un contatto alla prima curva con Barrichello che si odiano ormai, ma per fortuna ha frenato in tempo. Non è successo quasi nulla. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Carry on, carry on. Carry on. Mamma mia, come volano, signori. Vediamo, la McLaren sembrava una macchina veloce dai test, ma un po' fragile. Sto spingendo a fondo, ma non ce la fa Juan Pablo Kuma. Inizio pensavo più semplice dopo una qualifica comunque tranquilla, invece i colpi di scena ci sono sempre. Come a caccia, ma la Ferrari non molla mai, raga. La Fisichella come sta tentando di superare Rubigno. In grande ascesa sembra il pilota asturiano Fernando Alonso, che però per il momento non si vede nelle prime posizioni. Raikkonen sta tallonando Montoya. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Giro record di Kimi.
Alonso non è tra i primi 8, signori. Attenzione fisiche, le Renault sembrano forti quest'anno, raga, eh? Vedremo. Ma il Cume è già a caccia. Sono concentratissimo, ragazzi, anche perché ho un giro in più. Sta cosa, speriamo sia solo in sta mod, sto, tra virgolette, problema. Ho già contattato il creatore della mod. Cioè, Ferrari non vuole mollare, cacchio, incredibile. Mi sta spingendo tanto però Juan Pablo Cume, che non ci sta nella sua Melbourne. Adesso sì che il Cume è veramente a caccia. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Mamma mia, come tallona fisico. Alonso decimo, Alfonso decimo. Michael Schumacher 17esimo. Crisi nera per il talento. 3 volte campione del mondo della Formula 1 moderna, comincia nel 98. Da quando il Cume ha capito. È entrato in più che altri in Formula 1. È da là che conta, è da là che conta il Bodoro. Mamma mia che lotta, oh. Il Cume a caccia ma fa fatica a fare il sorpasso decisivo. E Barry se ne sta andando. Tanto battono la velocità migliore. Guarda il Cume come a caccia. E adesso è veramente vicino a fisico e saluta fisico. Second place. You're in second place. Second place. Adesso c'è Rubens Barrichello, ma ho il passo per superarlo, posso dire la verità, questa McLaren la sento veramente bene, Ecco, appena detto, bloccaggio del Cume. E torna sotto fisico. Se c'è ancora il duello con Barrichello, c'erano parole. Bella con questa McLaren che in questi anni ha una livrea bellissima. Yellow flag, yellow flag. Ma è un testa coda. Alonso nono. Michael Schumacher 16esimo. Le retrovie dicono questo. Mamma mia. C'è una tensione, ragazzi, perché posso superarlo Barrichello, non è impossibile. Qua a Melbourne sappiamo che il Cume c'ha
veramente un passo fenomenale. E la Ferrari teoricamente non era data così in forma. Barrichello è vicino adesso, sempre più vicino il Kuma Barrichello, che dualismo negli ultimi 2 anni. Alonso e Schumi in questo momento sono le grosse delusioni della stagione. Guardalo come a caccia. E sono stato attento perché con Barrichello si vedono sempre cose bizzarre. La Ferrari qua presenta ancora una versione modificata della F2024 che ancora pompa incredibilmente. Juan Pablo Kuma non sembra ansioso, sa di aver tempo. Devi aspettare il momento più propizio per tentare il sorpasso. Fastest lap. That was the fastest lap of the race so far. Mostruoso di Juan Pablo. Guarda come chiude Barrichello, sempre un modo di chiudere antipatico. C'è tensione ragazzi, perché quello che è successo nelle ultime 2 stagioni è un po' pericoloso. È un passo decisamente superiore Juan Pablo Kuma, ma Barrichello chiude bene gli spazi. Guarda come chiude. Mamma mia, qua ha rischiato Juan Pablo Kuma. Eccolo qua, eccolo qua. Ecco il Kuma che a caccia. Just 3 laps to go now, 3 laps. You're leading the pack, P1. P1. Si è preso la prima posizione il Juan Pablo Kuma della situation. Mamma mia, se ne sta andando veramente alla grande adesso, Melbourne è sempre Melbourne. Diciamo che nei testi il problema della McLaren era quello dell'affidabilità. Ok, Cholaps. 2 laps left. Next time by will be your final lap.
Che tensione, Beppe. Che tensione. Se non sbaglio niente e se la macchina non mi tradisce. Adesso battono la velocità migliore. E inizia l'ultimo giro. 1,8 da Barrichello, mamma mia. This is your final lap. Final lap of at the the race. race. Bravo Kuma, bravo, dai. Che la McLaren può tornare ai fasti. (2,5) veramente a Melbourne un passo iper devastante. Ultime curve, ultime curve. In ultima curva, ecco i commissari. Ultima curva e il Juan Pablo Cube va a vincere la prima gara del 2005, il 4 volte campione del mondo e una volta campione del mondo Montoya, vince il Gran Premio d'Australia. Yes! Nice work. That's P1. Race win. Well done. Well done, blow job, blow job. Grande vittoria. Raga, visto che sta mod non ha il suo 16 giri, ho deciso di mettere una percentuale più alta, così da avere più giri, ci divertiamo di più rischio, più possibilità di errore. Ragazzi, pole di Alonso, veramente una pole strepitosa, ha fatto anche un buon giro, ma sono solo sesto purtroppo. Ferrari molto attardate, pazzesco. E niente, fiori. Alonso forse sta cominciando a macinare. Buona anche le Toyota. Da dire, raga, che comunque questa McLaren per il momento mi sto trovando bene e che c'è stato un errore mio. Il contratto non è fino al 2008, ma è fino alla stagione 2007 compresa. Scusate, piccolo errore. Cubo indiano. Non è prevista pioggia, no, dopo assolutamente niente pioggia. Vai. Raga, ma che previsione ho visto? Non è bagnato sull'asfalto, ma piovigina. It's incredible, Cuba. It's incredible. Vabbè. You have fourth position. You're in fourth position. You're in fourth position. You're down to P. You have. Mamma mia. You've fallen into P7. You're in P7. Niente, ho un po' di problemi in partenza, ragazzi. In partenza il Cuba ha problemi. Ho perso anche una posizione. P6, we have P6, we have P6. Pioggia leggerissima, forse per quello non era segnalata perché non va forse a intaccare l'asfalto. Speriamo, vediamo. Gara cominciata in maniera strana, ancora con un piccolo tamponamento all'inizio che però non ha dato problemi a nessuno. Brutto errore. You've fallen into P7. You're in P7.
P6, we have P6. Mamma mia, che inizio balordo. Non sembra tanto una gara favorevole alla Malaysia. Attenzione. Il Cume è a caccia. Schumi purtroppo per lui, se lui per le Ferrari, sembra non aver problemi comunque. Sembra più un exploit quello di Barrichello a Melbourne. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Guarda come mi ha chiuso fisico. Qua possiamo superarlo tranquillamente, siamo più veloci, siamo più veloci. You have P5, P5. Dai che pian pianino rimontiamo, mi piace sta macchina. Comunque ripeto, contratto fino al 2007, scusate, no fino al 2008. Piccolo errore Cume indiano. Adesso vediamo perché non ho un passo devastante. Mamma mia, stavo rischiando qua il testacoda. No, in realtà, boh, vedete, lo sembro veloce oggi. Ancora però fastest di Alfonso. Fastest di Montoya. Juan Pablo come sono partito, raga. Ho sbagliato le qualifiche, ma ora ci sono. Guarda. Attenzione! Brutto errore, bruttissimo errore. Fourth position, you're in fourth position. Non l'ho minimamente tenuta. Porca mia, il problema è che ho danneggiato il mio compagno di squadra, che per la costruttore hanno punti importanti. Dopo questo è un errore non da penalizzazione perché ho contatto di gara, ma porca miseria. Mi sono penalizzato 2 volte sbagliando e buttando fuori il mio compagno. Secondo me un po' viscida è la pista, eh? Questa è la My Sensation. Devo stare attento. Brutto errore tra compagni, però infatti non ho problemi ragazzi, eh? Come si scusa. Non ci voleva proprio. Bisogna capire se sta pioggerellina leggera può in qualche modo inumidire il tracciato, che per adesso non sembrerebbe, però ho delle difficoltà. Le previsioni non davano bagnato, però bisogna capire perché se continua a piovere così sicuramente arriva il tracciato un po' umido. Molto concentrato, comunque fare punti è importante, lo sappiamo con il suo sistema di punteggio. Mamma mia,
Altro giro completato, ma non... Siamo così così. Reconen l'ultimo, quanto mi dispiace, cacchio. Erano punti fondamentali per la costruttori. Che voglio riportare alla McLaren dopo il 98. Comunque la velocità di punta ce l'ho io, ho detto che la macchina c'è. La macchina c'è, ragazzi, eh. Mamma mia, 5-3. Sto rosicchiando, sto facendo un bel giro, sto facendo forse il fastest. Troppo caldo in Malesia. La pioggia non attacca. Sembra neve. Infatti è fastest. That was the fastest lap of the race so far. È fastest di Pablotto Montoya. Schumi e nono intanto. Sta macchina mi piace però per il momento, eh. A me ho rosicchiato ancora qualcosina, vediamo. Mi sembra di sì a occhio. Non tantissimo, ma neanche uno schifo. Yellow flag, intanto yellow flag. Fuori Monteiro. Tanto sto rosicchiando ancora qualcosina. Questa pioggia leggerissima che però non dà tracciato bagnato. Incredibile. Cade a terra ed evapora all'istante. Solo come sta spingendo però, eh. Ancora yellow flag, madonna, ci mettono a spostare la macchina di Thiago Monteiro. Mamma mia. Il Cume vuole minimo il podio.
signori, il cume è a caccia. E quando il cume è a caccia so cazzi per voi. Ma è vicinissimo, siamo vicinissimi a Ralph, ex compagno di squadra di Juan Pablo Cume. Pioggia leggerissima, proprio non bagna, non bagna. Il tracciato malesiano. Good job. That Mamma was the mia. fastest lap of the race so far. Il cume macina. Noni decima la Ferrari, mamma mia. E a un secondo da Ralph. Attenzione, mamma mia. Se noi riusciamo a strappare il podio. Dai, dai, che siamo vicinissimi. Siamo la macchina più veloce in pista, a mio parere. Stiamo... Yellow flag, yellow flag. Guarda come mi chiude. Yellow flag veloce però. Testa coda. Boom boom. You've moved up to P3. Signori, che cume, che Juan Pablo Cume, che McLaren, non me l'aspettavo. Yellow flag. Sembra sempre di un testa coda, bisogna capire se sta bagnando un po' in certi punti. Alonso sembra veramente in fuga, eh. Ok. Sono tanti giri, Beppe. Però così, tanto se noi abbiamo questa possibilità di 10 giri, almeno ci divertiamo di più. Ed è tutto più difficile perché devo stare concentrato per più minuti. Non c'è l'ombra di una pista bagnata, eh? Mamma mia.
Posso recuperare su Trulli. Alonso non lo so. Ma Jarno sicuro. Seguito così. Tre, uno da Trulli. Dai fiori, dai, 2-1. Ho 6 secondi da Alonso. Dai che Trulli è roba mia. Jarno è roba mia. Ok, 1-7. Che rimonta, signori. Ok, 1-2. E vedo anche Alonso, fiori. Se guido il top posso ancora vincere. Ma stiamo buoni, pensiamo tanto a fare una bella gara e stare a podio sicuro. Questo è fastest. Good job. That was Mamma the mia. fastest lap of the race so Vado far. sotto l'1.31. Il Juan Pablo Cume ha una maturità ormai devastante. Second place. You're in second place. Second place. Alonso è a 7 fottutissimi secondi. Ma in 5 giri posso recuperare, secondo me. Tanto sta arrivando il sole. La pioggia è sempre più leggera, è chiaro che non può bagnare in una pista così calda come la Malaysia di Sepang, Malaysia. Oh. Qua ormai sole pieno, sole pieno. Però sto perdendo da Alonso pompa, eh. No, 6-8, 6-8. Michael Schumacher è a punti. Michael Schumacher è a punti. Un giro perfetto che lo porta dritto in pole position. Dai. Ho le braccia finite, ma va bene. E perdo ancora, ragazzi. Te a fare Alonso più veloce.
Alfonsino, l'è più veloce. Just 3 laps to go now. 3 laps. 3 giri alla fine, 3 laps remaining nell'inglese di madrelingua. E la pioggia è pochissima. Adesso sto recuperando qualcosina. Qua praticamente non piove quasi più. Attenzione, Albert's iBox. Alberto iBox. Mancano 2 giri ormai. Avete qualche problema per Albert? 2 laps left. Next time by will be your final lap. Dai, che manca poco. Dai, 5, 4 e 5 non ce la faccio. Quindi il primo posto è utopia allo stato puro. Chi sia Alonso in altra categoria in sta gara. E inizia l'ultimo giro indiano. This is your final lap of the race. Vedo che le gare durano tanto, so capire per i video, forse devo abbassare un po', se no vengono fuori video sempre troppo lunghi. Dai ragazzi, su. Adesso vedo Alonso molto vicino, ma ormai sta amministrando Alfonso. Certo che per le Ferrari notte fonda per il momento. Soprattutto per Michael. Sono avvicinato leggermente, ma poca roba. Comunque gran secondo posto, utilissimo per la classifica, ma vince Alfonso l'Asturiano, vittoria memorabile, ci ha distrutto tutti, il ganador è Alonso, ma noi un buon secondo posto, yes, yes, yes.
Vado a salutare Alonso. Ci mettiamo sul rettifilo. Eccolo qua. I due che forse lotteranno per questo mondiale, chi lo sa. Ragazzi, a vedere la classifica dopo 2 gare: Juan Pablo Cume 18, Alonso Fisichella 10, Trulli 6, anzi qua c'è un errore, scusate, piccolo errore comendiano che correggiamo in diretta e in esclusiva. Ok. Trulli 6, Kimi 5, Ralph 5, Eilefeld 4, Schumi, Client Button 2, Crisi, Ferrari. Nella costruttori McLaren in testa con 23, poi Renault 20, Toyota 11, Ferrari 10, Williams 10, Red Bull 2, Bar 2 e vittorie semplici: Cume, Montoya, Alonso, Paul lo stesso, e dopo 2 gare una vittoria, una pole e 2 podi. E qua il contratto è da modificare perché ho sbagliato come una pippa nel 2007. Raga, un saluto del comandone veneziano, ciao!